Le autostrade, se c'è il 50% di disoccupazione giovanile, se ci sono l'agricoltura e la pesca in ginocchio, se in casa ad Agrigento non esce l'acqua per 3 giorni alla settimana, se arrestano un consigliere regionale al giorno, mandate là a rompere le palle invece di venire qua in piazza gente che vuole cambiarla la Sicilia. Vai a contestare Crocetta, vai a contestare Alfano, vai a contestare chi ha reso la Sicilia una terra in ginocchio. Voi dovreste avere tutto, però quando... Innanzitutto desidero chiarire e dire agli amici che la Lega è anche ha fondato, ha fatto un movimento politico Noi con Salvini. Questo è importante. Sociali quando si tratta di andare a contestare i ladri, quelli veri. Questo è, mi fanno tenerezza. Noi siamo contro gli inciuci, siamo contro le marmellate, qua si mettono tutti insieme, PD, Forza Italia, Alfano, meglio soli che male accompagnati, meglio soli che male accompagnati. Questo. Non proponiamo niente di eccezionale, su questo palco non ci sono dei geni, su questo palco non c'è gente che vi dice votami domenica che ti regalo 80 euro, è quell'altro che regala 80 euro, noi non abbiamo 80 euro da regalare, noi abbiamo da regalare onestà, coraggio, idee chiare, la difesa del Made in Italy, della nostra agricoltura, della nostra pesca, del nostro turismo, perché qualcuno vorrebbe trasformare la Sicilia in un enorme albergo a disposizione dei clandestini, tutti a casa loro, tutti a casa loro. La Sicilia merita ben altro turismo, merita ben altro lavoro.